Le cose buone fatte dal fascismo non sono niente, sono un mito, una leggenda metropolitana. Il fascismo non ha mai fatto cose buone. Per esempio, ma chi l'ha detto che i treni che arrivano in orario siano un bene? Dipende da dove stai andando. Per esempio, mettete il caso di uno che sta andando ad un pranzo di matrimonio in treno, ok? Vuoi mettere la fortuna di arrivare solo al dolce? Ma soprattutto il fascismo va criticato per la cosa più grave che ha compiuto, il vero sbaglio del regime, la bonifica dell'Agropontino. Sì, la bonifica dell'Agropontino è stato il vero errore del fascismo. Lì dove prima c'era una magnifica palude, ora ci sono centri abitati di merda. Oltre ad ebrei, zingari, omosessuali e dissidenti politici, il fascismo nell'Agropontino ha ucciso anche milioni di zanzare, moscerini, rane. Dov'erano gli ambientalisti? Possibile non sapessero, non abbiano mai detto niente? Chi era il capo degli ambientalisti durante il fascismo? Pio XII? Al posto di una delle più belle paludi al mondo, i fascisti ci hanno fatto una strada pericolosissima, la Pontina, uno dei tratti stradali più dissestati e pericolosi in Italia, dove ogni anno avvengono decine di incidenti mortali, cioè ancora oggi in Italia ci sono vittime del nazifascismo. Ma soprattutto, ma quanto è brutta Pomezia! Un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono da Pomezia, siete tantissimi, ma quanto è brutta Pomezia! È così brutta che Charles Aznavour doveva farci una canzone, ma poi era talmente brutta che non la fece. Altro che architettura razionalista, monumentale, Pomezia è il vero esempio di architettura fascista, cioè una cagata di cemento e asfalto. Una volta Marlon Brando capitò a Pomezia e disse: l'orrore ha un volto. Ha ragione Marlon Brando. Io ogni volta che voglio farmi una giornata al mare e vado a Sabaudia, prendo la via del mare che taglia Pomezia e vedo l'orrore, lo scempio del regime fascista. La bonifica dell'Agropontino è stata una tragedia ambientale, urbanistica ed estetica, e affinché simili tragedie non avvengano più, bisogna andare sui luoghi della memoria per non dimenticare. Ecco, questa è Pomezia. Qui 60.000 corpi di abitanti vivono e poi muoiono. La prima cosa che colpisce quando si viene in luoghi come questo è come l'essere umano abbia potuto anche soltanto concepire un simile orrore contro il proprio prossimo. Ecco, vedete laggiù? Quelli sono i forni. E queste, le fosse. È importante venire su luoghi come questo e raccontarne la storia affinché anche le nuove generazioni ne conservino il ricordo. Ed ora dovrei tornare in studio, ma sto sulla Pontina e ci metterei delle ore, sempre che riesca a tornarci e non mi mettano sotto con una macchina, quindi questa puntata di CCN finisce qui. Da Pomezia, appuntamento alla prossima.